Buongiorno a tutti. Oggi parliamo dello stato da terra cosiddetto, cioè di tutti quei domini terrestri che Venezia riuscì ad acquisire nel corso dei secoli, seguendo un percorso piuttosto articolato e accidentato. In sostanza parliamo dell'unificazione politica del Veneto e non solo. Partiamo da un'immagine piuttosto suggestiva. Qui ci troviamo nel cortile di Palazzo Ducale. Di fronte a noi abbiamo la cosiddetta Scala dei Giganti. È una scala che venne fatta erigere all'interno del palazzo verso la fine del 1400 su progetto di Antonio Rizzo e doveva fungere, diciamo così, da cornice ornamentale per la proclamazione dei dogi, nonché anche come luogo per accogliere i dignitari stranieri. Fu particolarmente importante tanto che qualche decennio più tardi, verso la metà del 1500, alla scala vennero fatte aggiungere sullo sfondo, come vedete, due statue che poi daranno il nome alla scala. La Scala dei Giganti sono opera del Sansovino. I due giganti non sono posti a caso. Sulla destra potete vedere questo qui è il dio del mare, Nettuno, e sulla sinistra questo qui il dio della guerra, Marte, a indicare che cosa? Il dominio sul mare di Venezia, Nettuno, e il dominio sulla terra, Marte, e quindi lo stato da mar e lo stato da terra. Ecco, i due grandi domini veneziani. Come giunse Venezia a ottenere il dominio sul Veneto e non solo, su buona parte del nord Italia? Allora, partiamo da questa considerazione. Venezia è una città che ha sempre vissuto di commerci articolati a più livelli, attraverso le vie marittime, attraverso le vie fluviali e attraverso le vie terrestri. Commerci che andavano da e per l'Oriente, merci che provenivano dall'Oriente e merci invece dirette verso l'Oriente e che trovavano nel mercato di Rialto lo snodo principale. Ecco, qui vediamo come si configurava l'articolato panorama dell'entroterra veneto. Vedete, Venezia, per poter commerciare con l'entroterra, poteva contare innanzitutto su molti fiumi, li vedete qui segnati in azzurro, e quindi per esempio il Tagliamento, e quindi per esempio il Piave, e quindi il Sile, e quindi il Brenta, e quindi l'Adige, e quindi il Po, tutti fiumi che consentivano ai barcaioli veneziani di risalire o scendere i fiumi e commerciare o con la Lombardia e quindi poi con il mondo franco, volendo, oppure con il Veneto e quindi poi per esempio con il mondo germanico, attraverso l'Adige si arrivava fino a Bolzano. Ma oltre alle vie fluviali c'era anche un intricato, come dire, intreccio di vie terrestri, che sono quelle che vedete segnate in rosso, che si intersecavano con i fiumi e che rendevano molto più articolato tutto il paesaggio e le vie mercantili. C'erano 4 o 5 vie che dal Veneto risalivano fino alla Germania, Austria e Germania, e ce n'erano altre 3-4 che dalla Lombardia giungevano fino in Francia. Era estremamente importante per Venezia poter contare su tante vie variegate. Perché? Perché nel caso in cui fosse stata chiusa una via, per motivi bellici, per motivi contingenti, per lo scoppio di epidemie o quant'altro, si potevano intensificare i commerci su tutte le altre vie, naturalmente. E questo era importante, cioè il flusso delle merci da e per Venezia non doveva interrompersi perché era proprio lì che Venezia aveva la propria fonte di ricchezza e quindi le stoffe, e quindi le sete, e quindi i profumi, e quindi le erbe medicamentose, e quindi il famoso panno porpureo che veniva, no, da Costantinopoli, e quindi i metalli preziosi, e quindi le armi, e quindi il legname. Tutte queste merci che transitavano verso una direzione o verso l'altra dovevano trovare delle vie aperte. Ecco, ed era importante che se, come dire, distribuire il rischio, no? Se fosse stata chiusa una via, Venezia avrebbe potuto trovarne molte altre vie aperte. Ma non era solo una questione di commercio, era anche una questione di sopravvivenza per Venezia, non solo perché Venezia viveva di commerci, ma anche perché, per esempio, dall'entroterra Venezia procurava l'acqua dolce in caso di necessità. Se siete stati a Venezia sapete che nei vari campi sorgono sempre delle vere da pozzo, no? Cioè la parte emergente del pozzo, quella che si vede ad occhio nudo.
Ecco, i pozzi veneziani non sono dei veri e propri pozzi perché non attingono l'acqua da delle falde sottostanti, sono delle cisterne. Quando piove, in sostanza, il pozzo è fatto in modo tale da filtrare l'acqua e da contenere l'acqua filtrata divenuta potabile all'interno di una grande cisterna, dalla quale poi si può attingere e bere tranquillamente. Nei casi di acqua alta, quando c'erano le maree alte, sospinte anche dal vento, l'acqua salsa del mare e delle lagune invadeva i pozzi e questo li rendeva inservibili. Ecco che in quei casi c'era bisogno di acqua potabile, evidentemente, perché non si può stare senza acqua potabile. Ed erano i barcaioli che andavano e venivano dall'entroterra e che andavano distribuendo, a volte vendendo e a volte centellinando l'acqua potabile all'interno di Venezia. Per cui, insomma, voglio dire, o per un motivo o per l'altro, la necessità di conservare, di tutelare le vie terrestri era di fondamentale importanza per Venezia. È stato scritto giustamente che la necessità di tutelare le vie marittime fu alla base della nascita dello Stato da Mar, e cioè di tutti i possedimenti marittimi di Venezia, e la necessità di tutelare l'apertura delle vie terrestri fu alla base della nascita dello Stato da terra. Ed effettivamente le cose andarono così. La guerra in funzione dell'economia, della pace per poter commerciare nella maniera più efficace e più efficiente possibile. Questa è un po' a grandi linee come dire, la base dell'espansione veneziana. Ecco, per molti secoli Venezia fu fortunata perché il panorama politico del nord Italia fu estremamente frammentato. Ecco, qui vedete più o meno come si presentava il nord Italia tra il XII e il XIII secolo. Un panorama estremamente frammentato in tanti piccoli comuni che poi diventeranno tante piccole signorie. Questo ovviamente era un vantaggio per Venezia, perché? Perché se noi proviamo a sovrapporre la cartina che vi ho mostrato prima a questa cartina, lo facciamo in questo momento, attenzione all'immagine, eccolo qui, cosa potete notare? Che tutto quell'intricato sistema di vie terrestri e fluviali si incrocia con un puzzle altrettanto intricato geopolitico. E questo era un vantaggio per Venezia, perché cosa significava? Che tanto più era diviso il nord Italia, tanto meno probabile la possibilità che un'unica potenza potesse egemonizzare tutto il territorio e chiudere in un colpo solo tutte le vie fluviali o terrestri, cosa che sarebbe stato un pericolo mortale per Venezia, perché Venezia sarebbe finita soffocata in laguna senza più la possibilità di accedere nell'entroterra, oppure con la possibilità di accedervi, ma a delle condizioni commerciali a quel punto estremamente svantaggiose. È un po' quello che accadde, mutatis mutandis, con l'Inghilterra e il continente europeo. La politica estera inglese è sempre stata improntata al balance of power, all'equilibrio dei poteri. Tanto più frammentata l'Europa, tanto meglio per l'Inghilterra, no? Perché se entrava in rotta di collisione con uno Stato, poteva commerciare con tutti gli altri, insomma. Tanto che poi quando Napoleone formerà il blocco napoleonico, insomma, in Inghilterra subirono il colpo. Come? Ecco, anche Venezia, con l'entroterra, diciamo che da questo punto di vista l'Inghilterra sta al continente europeo come Venezia sta all'entroterra veneto, no? Tanto più frammentato, tanta maggiore la possibilità di commerciare e di non essere sottoposti a diktat politici del potentato di turno. Ecco, il vento a un certo punto cambia però, se per diversi secoli il nord Italia rimase estremamente frammentato, a partire dal XIII secolo ci furono una serie di tentativi di unificazione politica del Veneto e ad ognuno di questi tentativi Venezia reagirà con grande forza, cercando di osteggiarli e di impedirli, per i motivi che abbiamo detto. Primo personaggio che tentò di unificare politicamente il Veneto fu Ezzelino III da Romano. Siamo negli anni 30, 40 e 50 del XIII secolo. Tentativo fallito. Ci proveranno poi gli Scaligeri, i signori di Verona, siamo nella prima metà del 1300, tentativo fallito. Ci proveranno poi i signori di Padova, i da Carrara, nella seconda metà del 1300. E anche questo sarà un tentativo fallito.
Venezia ogni volta si opporrà a ciascuno di questi fino a quando, tra il 1404 e il 1405, in 19 mesi imporrà il proprio dominio su tutto il Veneto. Questo è il quadro generale. Proviamo a vedere le cose un pochino meglio nel dettaglio. Partiamo da Ezzelino III da Romano. Eccolo qui, Ezzelino III da Romano, Dominus del Veneto, come vedete nella slide. Partiamo da una citazione di Dante, è sempre elegante partire da Dante. Ad un certo punto, nell'Inferno, si dice così: «Quivi si piangon gli spietati danni, e quella fronte ch'al pel così nero è Azzolino». Allora, dove ci troviamo? Ci troviamo nel settimo cerchio dell'Inferno, dove sono puniti i violenti contro il prossimo. Sono puniti tramite immersione nel Flagetonte, e cioè uno dei 4 fiumi infernali, ricolmo di sangue bollente. Ecco, nel Flagetonte, come venivano puniti i violenti contro il prossimo è a seconda della violenza commessa. Chi si era mostrato violento ma non troppo, immerso solo fino ai piedi, i ladri e i briganti fino al petto, gli assassini fino al collo e i tiranni che ovviamente esercitando la violenza potevano fare molti più danni rispetto a tutti gli altri, fino agli occhi e fino alle ciglia. Questa era la loro pena. Ecco, e infatti come fa Dante a riconoscere Ezzelino III da Romano, quel Azzolino che abbiamo appena citato, è proprio perché ha il pelo sulla fronte così nero, no? E quindi dalle ciglia e dai capelli particolarmente scuri, perché il resto del corpo era completamente immerso. Era un tiranno. Lui, come Alessandro Magno, citato da Dante, cita Alessandro, probabilmente Alessandro Magno, come Dionisio, il tiranno di Siracusa, come Attila, cioè vengono citati una serie di grandi nomi, no? Tiranni violenti contro il proprio popolo, tra i quali anche Ezzelino III da Romano, che a noi dice poco probabilmente, ma il fatto che Dante lo equiparò ad Alessandro Magno, a Dionisio di Siracusa, ad Attila, voleva dire che ancora al tempo di Dante, Dante scrive circa 60-70 anni dopo la morte di Ezzelino, la memoria di Ezzelino era ancora ben vivida, la pessima memoria di Ezzelino era ancora ben vivida nella mente dei contemporanei sostanzialmente. Ecco, Ezzelino viene riconosciuto per il pelo nero, no? Anche questo è interessante perché Dante sembra raccogliere e citare la leggenda guelfa che voleva Ezzelino figlio di Satana e quindi anche scuro di capelli. Effettivamente le fonti storiche del tempo ci dicono che Ezzelino ordinò la morte disumana di circa 50.000 persone. Ora, 50.000 sembra un numero forse esagerato, però è fuor di dubbio che Ezzelino esercitò il potere in modo estremamente violento. Ezzelino fece condannare a morte moltissime persone, fece torturare moltissime persone, alcune le fece mutilare in maniera oscena, maschi e femmine, tralasciamo i particolari, qualcun altro venne fatto, sembra, bruciare vivo, qualcun altro venne fatto morire di fame murato all'interno delle carceri, e sembra addirittura, è molto brutto da dire, che Ezzelino abbia fatto cavare gli occhi anche a dei bambini. Tenete conto che queste cose, forse esagerate, forse amplificate, trovano anche espressione in una bolla di un papa, Alessandro IV, il papa che scomunicò Ezzelino e che a un certo punto cita una serie di misfatti del nostro, tra i quali anche alcune cose che vi ho detto. Per cui ecco, per quanto Ezzelino abbia subito una damnatio memoriae, per quanto i Guelfi abbiano ingigantito le sue malefatte, con ogni probabilità, insomma, se la memoria è rimasta collettivamente così nefasta, vuol dire che ne ha fatte veramente di cotte e di crude. Ancora Oscar Wilde, ricordo nel ritratto di Dorian Gray, a un certo punto cita Ezzelino e dice: Ezzelino aveva una passione per il sangue, così come tanti altri avevano una passione per il vino rosso. Ecco, insomma, più o meno, diciamo, l'immagine rende l'idea. Comunque, al di là della damnatio memoriae che ha subito il nostro Ezzelino, chi era il nostro Ezzelino e cosa c'entra con il Veneto?
Ecco, lo vedete nella mappa, no? Ezzelino era un membro della famiglia dei Da Romano, una famiglia nobile, che all'inizio del XIII secolo si contendeva con gli Estensi il dominio politico diretto o indiretto della Marca trevigiana o della Marca veronese, che dir si voglia, diciamo del Veneto più o meno. Ecco, vedete nella mappa che all'inizio del XIII secolo gli Estensi governavano, avevano molta influenza su tutta un'ampia regione che andava dai Colli Euganei a sud di Padova fino al Po, grosso modo. Poi Ferrara verrà presa negli anni 40 del XIII secolo, e quindi Montagnana, e quindi Este, e quindi Rovigo erano tutti centri del potere estense. Mentre viceversa i da Romano avevano, come dire, proprio il cuore pulsante del proprio potere a Bassano e nei dintorni, in una serie di castelli che gravitavano su Bassano. Entrambe queste famiglie avevano delle alleanze, ovviamente, un po' in tutti i centri veneti. Quindi, per esempio, gli Estensi a Verona erano alleati con i conti di San Bonifacio, i Bassano viceversa, no, i da Romano viceversa, erano a Verona alleati con i Montecchi. I Montecchi, forse ricorderete, erano la famiglia di Romeo, no? L'amato di Giulietta. Ecco. Gli Estensi poi in un orizzonte più ampio diventeranno Guelfi, quindi alleati del Papa, mentre i da Romano diventeranno filo imperiali. Non da subito, a dir la verità, perché inizialmente i da Romano, e quindi proprio Ezzelino III, erano membri della seconda Lega Lombarda che si opponeva a Federico II di Svevia, l'imperatore. Poi all'inizio degli anni 30 Ezzelino capisce che forse era più conveniente fare il salto del fosso e diventa uno dei più fidati alleati e collaboratori di Federico II, e quindi diventa ghibellino e lo rimarrà per tutta la vita. Effettivamente fu un affare, perché grazie all'alleanza con Federico II Ezzelino poté contare su un apporto politico e militare molto importante, quello dell'imperatore, e anche in virtù di questo riuscì piano piano, negli anni 30 e negli anni 40, a imporsi su tutti i più importanti centri del Veneto. Lo vedete qui nella mappa. Fondamentale fu l'apporto del politico e militare di Federico II. C'è anche da dire che Ezzelino aveva a disposizione un esercito molto più complesso e molto più strutturato dei suoi nemici. Era l'unico esercito che in quel momento riusciva ad usare i trabucchi non solo nelle occasioni dell'assedio, ma anche nelle battaglie campali. Ecco. Per cui, insomma, in forza di questa alleanza, ma anche per meriti propri, militari, politici, caratteriali, di leadership, nel giro di 20 anni, progressivamente, vedete le date nello specifico sulla mappa, riuscì a conquistare, ripeto, tutti i centri veneti più importanti. Da ricordare, tra le altre cose, Montagnana, quella bellissima città che ancora oggi conserva la cinta fortificata, perché nel 1242 Zelino riesce ad espugnare Montagnana strappandola agli Estensi, e ancora oggi ogni estate c'è una rievocazione storica dell'assalto e dell'incendio della Rocca degli Alberi, molto bella. Se vi capita partecipate, perché è veramente molto molto suggestiva. Ecco, di tutti questi centri Ezzelino scelse Verona come capitale e sede, come dire, amministrativa e politica dei propri domini. A Verona, infatti, è rimasto un palazzo che porta tracce dell'epoca ezzeliniana. Ci troviamo proprio nel centro storico, siamo vicini, per chi conosce Verona, alla Basilica di Sant'Anastasia, vicini quindi al liceo Maffei. Ecco, questo palazzo qui che vedete in giallo è il palazzo Emilei Forti, che al proprio interno, vedete che c'è una corte, reca delle tracce proprio dell'epoca ezzeliniana, perché questo fu il palazzo scelto da Ezzelino come base del proprio potere. E poi, fatalità, proprio questo palazzo, che nel frattempo ovviamente subirà un certo sviluppo, verrà scelto anche da Napoleone dopo l'invasione della città scaligera molti secoli dopo, naturalmente. E nel Veneto questa non è l'unica traccia di Ezzelino III da Romano, naturalmente. Qui siamo a Padova. A Padova è rimasta una casa
o un palazzo che dir si voglia di Ezzelino III, lo vedete là sullo sfondo. Il fabbricato risale, sembrerebbe, al XIII secolo, lo si può evincere da alcuni elementi architettonici abbastanza evidenti. Vedete queste due bifore con l'arco a tutto sesto al piano superiore e vedete anche la trifora gotica al primo piano. Ma ancora, sempre a Padova, è rimasta una torre di Ezzelino, che è questa qui che vedete sulla sinistra. È rimasta anche una targa che dice così: Mesto avanzo di nefanda tirannide, Ezzelino III eresse nel 1250. Ecco, vedete che la memoria patavina del dominio di Ezzelino è estremamente negativa. Mesto avanzo di nefanda tirannide, cioè peggio di così non si può dire. Ezzelino eresse nel 1250. Ancora per 6 anni Padova dovrà subire la signoria di Ezzelino, poi riuscirà a liberarsi 6 anni più tardi, nel 1256. Ma forse uno dei resti e delle tracce più significative lo troviamo a Cittadella. Cittadella è una città bellissima in provincia di Padova, vedete che conserva questa cinta muraria che è percorribile, se non siete mai stati vi consiglio di andare, si può percorrere nell'arco di un'oretta e addossata alla cinta muraria, lo vedete lì all'interno del cerchio giallo, è rimasta ancora oggi la cosiddetta Torre di Malta, e che possiamo vedere meglio qua. Eccola lì, la Torre di Malta, lì sulla sinistra. Anch'essa citata da Dante, sembrerebbe. Un'interpretazione afferma che proprio questa è la Malta di cui parla Dante nel Paradiso. E vedete cosa dice? Ci troviamo Paradiso 9, 52, 54. Vedete cosa dice Dante? Qui ci troviamo nel terzo cielo, quello di Venere. Dante incontra Cunizza da Romano, che era la sorella di Ezzelino III da Romano, per cui Ezzelino messo all'inferno, sua sorella invece messa in paradiso. Forse non andavano troppo d'accordo in famiglia, chi lo sa. Comunque Cunizza cosa dice a Dante? Questa cosa qui: piangerà feltro ancora la diffalta dell'empio suo pastor, che sarà sconcia sì e per simil non s'entrò in Malta. Qui è Cunizza che sta parlando dei Veneti, cioè del popolo che abita le regioni comprese tra il Tagliamento e l'Adige, e dice che insomma gli uomini, tutti gli uomini dovrebbero far di tutto per lasciare il miglior ricordo di sé su questa terra, no? Come esempio per tutti gli altri, cosa che invece non fanno i Veneti, sempre discordi, sempre litigiosi, e pertanto verranno puniti. Ed ecco che fa una serie di profezie e cita alcune città dicendo che ciascuna pagherà il fio per il cattivo esempio che sta dando o che ha dato. E cita anche Feltre. E cosa dice di Feltre? E cita in particolare l'empio pastor di Feltre, vedete lì nella citazione, che era il vescovo. È un episodio a cui fa riferimento Dante, siamo nel 1312, alcuni ferraresi sono cacciati per motivi politici da Ferrara, cercano rifugio a Feltre, il vescovo li accetta, ma poi cambia idea, li tradisce e li consegna ai loro nemici, e li condannano a morte. Quindi un caso di tradimento bello e buono, no? Ecco, l'empio pastor di Feltre che tradisce gli alleati, i ferraresi che avevano cercato rifugio a Feltre, consegnandoli ai loro nemici. Un tradimento di tale gravità da non meritare la prigione, ma da meritare ben di peggio. Come lo dice Dante, un simile tradimento, una simile diffalta, cioè una simile colpa, non merita la Malta. Malta era un termine generico, significava fango, che poi passò a significare prigione, perché spesso le prigioni erano umide e fangose. Ecco, probabilmente, però ci sono diverse interpretazioni, qui Cunizza da Romano, sorella di Ezzelina, fa riferimento a una Malta in particolare, cioè a una prigione in particolare, ovvero proprio alla torre di Malta fatta erigere da Ezzelino III a Cittadella come nefasta prigione per i suoi nemici. Ecco, l'empio pastor di Feltre non merita nemmeno la torre di Malta, ma ben di peggio. Ecco, per cui sembra esserci un riferimento ad Ezzelino III anche qui. Ecco, ad ogni modo, insomma, vi dicevo, Ezzelino III
riesce a conquistare gran parte del Veneto e i suoi nemici devono fare buon viso a cattivo gioco. La stessa Venezia che cercò di fare di tutto per evitare che un solo signore dominasse su tutto l'entroterra, al massimo poté sobillare qualche ribellione qua e là. Un po' gli Estensi, un po' i San Bonifacio cercarono di ribellarsi, sempre sostenuti da Venezia, ma inizialmente insomma con esiti piuttosto scarsi. Venezia stessa che tra l'altro dovette piangere la morte del figlio del doge, questo Pietro Tiepolo, che venne sconfitto nel 1237 nella battaglia di Cortenuova, fatto prigioniero da Federico II, alleato di Ezzelino III, e poi fatto condannare a morte anche da Federico II. Per cui insomma era un momento in cui l'astro di Ezzelino stava sorgendo e brillando, e viceversa Venezia cominciava a preoccuparsi non poco per appunto la libertà del commercio nell'entroterra. Anche la parabola di Ezzelino III deve finire naturalmente, e quando nel 1250 muore Federico II di Svevia, l'imperatore. Fu un brutto colpo per Ezzelino perché venne meno un supporto politico e militare importante, ma contrariamente probabilmente alle aspettative, il potere di Ezzelino non crollò con la morte di Federico II, anzi sopravvisse ancora 9 anni, e non erano pochi, che significava che nel frattempo Ezzelino era riuscito a radicare non poco il proprio potere in Veneto. Fu proprio con la morte di Federico II che Ezzelino cominciò ad attuare quella politica del terrore, se vogliamo chiamarla così, di cui abbiamo parlato prima, perché probabilmente venendo meno alcune certezze, pensò che quella fosse la politica migliore per mantenersi saldo al potere. Comunque alla fine anche Ezzelino III venne sconfitto militarmente nel 1259 a Cassano d'Adda, vedete dove si trova, in Lombardia, e lo vedete lì sulla slide. I nemici di Ezzelino si moltiplicano e non c'è più un imperatore capace di difenderlo perché i successori di Federico II o durano poco o erano ancora dei bambini, vedi Corradino. Insomma il trono rimane vacante, Ezzelino rimane da solo, perde a Cassano d'Adda e viene portato prigioniero e quindi posto agli arresti nel castello di Soncino, in provincia di Cremona. E qui fece una fine terribile, sembra, perché lui fu ferito e venne anche curato e fasciato, e ad un certo punto decise di aprirsi le bende e tagliarsi le vene e lasciarsi morire così, insomma, senza sacramenti, rifiutando le medicine e morendo un po' come aveva vissuto negli ultimi anni, no? Quindi in maniera molto truce, se vogliamo dire così. Quindi questo tentativo di Ezzelino III di unificare il Veneto riuscì, ma fino a un certo punto. Diciamo che la signoria di Ezzelino si protrasse per circa 20 anni, ecco. Ma poi con la morte di Ezzelino il Veneto tornò a riframmentarsi in una serie di poteri locali e quindi le vie commerciali non erano più insidiate da nessuna signoria troppo potente rispetto alle altre. Il secondo tentativo di unificare politicamente il Veneto venne attuato dagli Scaligeri. Gli Scaligeri, come è noto, furono la dinastia che governò su Verona per 110 anni, dal 1277 con Alberto I fino al 1387 con Antonio. Ecco, la dinastia la vedete lì nella slide. Dando una rapida scorsa ai nomi, colpisce innanzitutto la frequenza con cui ricorrono nomi di cani. E quindi abbiamo un mastino primo e un mastino secondo. Abbiamo, vedete, un can grande primo e un can grande secondo. Abbiamo un can signorio. Ecco, oggigiorno dare del cane a qualcuno non è fargli un complimento, evidentemente. Al tempo invece era diverso, perché nell'immaginario medievale, no, di questi secoli, il cane era simbolo di fedeltà e anche di comando. Il cane è fedele al suo padrone, ma il cane è anche colui che comanda il gregge. Il cane è colui che è bravo a difendersi, ma è anche colui che è bravo ad attaccare.
Insomma, il cane era un simbolo positivo, tanto è vero che lo si usava tranquillamente non solo nei nomi propri, ma anche nei cognomi, per così dire, no? Cioè gli appellativi delle grandi famiglie, per cui abbiamo, non so, abbiamo famiglie che si chiamavano Bagnacane, Cavalcacane, i Pelacani, i Castracani, ecco, questo è un po' più curioso, però ecco, era una cosa piuttosto diffusa. E il monumento scaligero più famoso, evidentemente, sono le arche scaligere, risalgono alla metà del 1300. Sono una serie di sarcofagi, alcuni dei quali al pian terreno, altri pensili, ce ne sono 3 di pensili, quelli che vediamo nell'immagine, che accolgono le spoglie dei signori di Verona. E quindi vedete qui sulla destra abbiamo l'arca di Cangrande, questa qui al centro è l'arca di Mastino II, colui che volle e fece erigere le arche. E qui in fondo sulla sinistra avevamo l'arca più bella, anche quella più costosa, l'ultima, quella di Can Signorio. E di tutti i signori scaligeri, quello più importante fu senza ombra di dubbio Can Grande, e quindi questo qui sulla destra. Can Grande non era il suo nome a dire il vero, e venne battezzato con il nome di Can Francesco. Il cane c'è sempre. Francesco probabilmente era in onore di San Francesco, a cui gli scaligeri erano particolarmente devoti. Poi ecco, Can Francesco, grazie alla gloria militare di cui si ricoprì nel corso degli anni, ottenne, per meriti ottenuti sul campo, anche l'epiteto di Can Grande, e venne riconosciuto poi e passò alla storia con il nome di Can Grande. Possiamo ingrandire, eccola qui, vedete l'arca, questa è la statua originale che si trova a Castelvecchio, questa sull'arca invece è una copia, quella esposta alle intemperie, ma comunque insomma è una copia uguale. Vedete, la statua equestre che cosa riporta? Riporta Can Grande, no, a cavallo, e vedete che ha un cimiero, cioè un coprielmo ornamentale, questo qui, fatto a forma di cane. Lo vedete qui molto meglio, lo vedete qui in piccolino sopra l'arca. A dire che cosa? Che il cane era un simbolo che tornava molto spesso, il cane anche qui sul cavallo, non lo si vede molto bene, lo porta anche qui al fianco. Un'ipotesi è che ci sia un'eredità longobarda, apro e chiudo una parentesi. E i Longobardi, quando dalla Scandinavia scesero prima in Pannonia e poi in Italia, erano spesso e volentieri in minoranza numerica rispetto ai loro nemici, per cui dovevano giocare d'astuzia e di intelligenza. E uno degli escamotage era quello di far credere ai nemici che nelle proprie fila combattessero dei cinocefali, quindi degli uomini con la testa di cane, e quindi erano dei guerrieri longobardi addobbati in qualche modo con la testa di cane. Ecco, forse quell'eredità, quella memoria rimase viva a Verona. Verona per qualche anno fu la capitale dei Longobardi, e forse l'uso di usare un cimiero è anche un omaggio a questa eredità. O forse no, è semplicemente, come dire, una sorta di simbolo esplicito del nome di Can Grande e degli altri signori che adottavano nome di cane. Ecco, comunque, ad ogni modo, Can Grande aveva delle caratteristiche fisiche e caratteriali che sembravano davvero farne un predestinato, perché le fonti lo ricordano come un uomo possente, di muscolatura, con il petto ampio, le spalle larghe, coraggioso, spavaldo in battaglia, un carisma personale straordinario, personaggio che ha fatto tutta la vita a cavallo a combattere un po' in tutto il nord Italia, non solo a Verona e dintorni, perché divenne addirittura il capitano della Lega dei Ghibellini, e quindi era uno dei referenti, se non il referente numero uno dell'imperatore nel nord Italia. Ecco, si potrebbe pensare che un personaggio, un combattente, un cavaliere di tal fatta potesse essere piuttosto ruvido e truce di carattere, piuttosto altezzoso, e invece no. Invece le fonti lo ricordano come un personaggio di carattere e di parola grazioso e amabile. Tanto è vero che divenne un amico fidato e stretto di Dante Alighieri, come è noto, no? La sua famosa 13ª epistola, l'epistola in cui Dante dedica il paradiso a Can Grande di Verona,
Lo stesso Dante osa, e lo dice esplicitamente, chiamare il signore di Verona come amico, perché erano tratti in grande confidenza. Lo stesso Cangrande valorizzava Dante in una serie di missioni diplomatiche, per dire, ma dopo spesso lo invitava a pranzo o a cena, erano stretti, avevano intessuto stretti rapporti. C'è un aneddoto molto curioso che è sempre bello raccontare. A un certo punto Cangrande, nel suo palazzo in Piazza dei Signori, no, che ancora oggi si può vedere, organizza un banchetto di cattagione. Invita anche Cangrande tra i commensali, si ride e si scherza, e come era uso fare al tempo, mano a mano che si mangiava la carne, le ossa venivano gettate sul pavimento. Ecco, Cangrande, senza farsi vedere da Dante, dà ordine ai suoi servi di prendere le ossa e di ammucchiarle sotto il seggiolino di Dante. E ad un certo punto lo prende in giro, no? Perché Cangrande dice: "Oh, ma guarda un po' quante ossa ci sono presso il nostro ospite. Il nostro poeta deve essere un gran divoratore", disse così. "Il nostro poeta deve essere senza dubbio un gran divoratore". E il buon Dante, al quale non mancava né la prontezza della risposta né evidentemente la capacità di giocare con le parole, rispose così, dicendo: "Voi non vedreste, o messer, tante ossa, se cane io fossi". E poi una risposta veramente geniale, d'altronde l'ha data Dante, cioè a dire che cosa? No? Chi è che mangia le ossa? I cani, non gli esseri umani evidentemente, no? Per cui perché c'erano tante ossa non rosicchiate ai piedi di Dante? Perché lui non era un cane, era un essere umano. E come mai tutte quelle ossa non erano invece ammucchiate presso Cangrande? Perché Cangrande era Can Francesco, lui sì che era un cane, ma nel senso spregiativo in questo caso del termine, cioè un animale che si mangia le ossa. Ecco, capite che fare una battuta del genere, così tagliente, così fine a Cangrande, che non era proprio l'ultimo arrivato in quel momento a Verona e nel nord Italia, beh, insomma, significava essere proprio confidenti. Ecco. Non ci furono conseguenze negative, per cui voleva dire che il nostro Dante poteva permetterselo, e come, di fare una battuta del genere. Ecco, questo per dire che cosa? Che su Cangrande ci sarebbero da dire tantissime cose. Fu uno straordinario guerriero, uno straordinario uomo politico, non meno che un uomo e un mecenate di prim'ordine. Nel giro di 20 anni Cangrande riuscì a trasformare Verona, perché converte una città di mercanti e di contadini in una vera e propria capitale di uno stato regionale, che diventa il Veneto sostanzialmente, dotando Verona di una cinta muraria straordinaria che ancora oggi in parte è visibile. Una cinta muraria ben più ampia di quella che aveva fatto erigere Ezzelino III da Romano, per cui Cangrande riuscì a spingersi molto più in là di Ezzelino e con metodi completamente diversi. Cangrande non conosceva la politica del terrore di Ezzelino, anzi era rinomato per la sua magnanimità nei confronti dei suoi nemici, specialmente se si arrendevano, ma non solo. Insomma. Comunque era stimato, era temuto ma anche stimato, di tutt'altro spessore rispetto ad Ezzelino III. Ecco, fino a quando, qui vedete in giallo, vedete tutti i centri conquistati da Cangrande, e quindi Padova, Vicenza, e quindi Feltre, Belluno, Cittadella. L'ultima impresa, l'ultima fatica di Cangrande fu Treviso. Correva l'anno 1329, per 2 settimane gli Scaligeri assediano la città, i trevigiani, ben sapendo e conoscendo la magnanimità di Cangrande nei confronti di coloro che si arrendevano, decisero di arrendersi e di consegnare le chiavi della città. E Cangrande, come sempre in questi casi, si mostrò molto magnanimo, ma di lì a poco morì. E tra l'altro tra atroci dolori intestinali, nella sua salma imbalsamata si vedono ancora delle smorfie di dolore sul volto. Si disse che morì perché aveva bevuto da una fonte gelata. Ecco, in realtà alcune analisi che sono state fatte recentemente sulle sue spoglie dimostrano che la morte fu dovuta ad un avvelenamento di digitale. Digitale che poteva essere una medicina se assunta in dosi morigerate, ma che diventa un veleno mortale se assunta in dosi eccessive. E qui non si sa,
se il suo medico personale che gli aveva prescritto il digitale abbia sbagliato la dose appositamente oppure no. E rimarrà il punto interrogativo perché non abbiamo fonti che siano in grado di scioglierlo. Ecco, di fatto muore a 40 anni, Cangrande, e probabilmente muore troppo presto, nel senso che se fosse vissuto ancora più a lungo avrebbe avuto più tempo per consolidare i domini appena conquistati in tutto il Veneto. A Cangrande succede Mastino II. Ecco, lo vedete qui nella slide, no? Mastino II non era il figlio, ma era il nipote, cioè il figlio del fratello. Mastino II, vi ricordo, è rappresentato in quest'arco qui centrale e vedete zoomato qui a destra. Vedete una statua equestre stupenda, con Mastino II con l'armatura, lancia in resta, anche lui con il cimiero con la testa a forma di cane e con quello scudo con rappresentata la scala, no? Il signore di Verona, lo scaligero a tutto tondo. Ecco, con Mastino II cominciano i grossi problemi, però, per gli scaligeri, perché Mastino II prosegue sulla scia di Cangrande, no? E cerca di espandere i confini del dominio scaligero e quindi, vedete, si spinge oltre il Veneto. Nel 1332 prende Brescia, poco dopo prende Parma e subito dopo prende anche Lucca. Guardate che non era poco, perché gli scaligeri potevano inanellare una serie di possedimenti che legavano il Mar Adriatico con il Mar Tirreno dall'altra parte. Non era poco. Prendendo Lucca, però, gli scaligeri pestano i piedi a Firenze, la quale pure aveva delle mire egemoniche sulla città. Non solo, Mastino II pensa anche di pestare i piedi a Venezia. E qui cominciano i guai veri e propri. Perché, vedete, nel 1335 decide di far costruire e issare una grandissima catena sul Po, all'altezza di Ostiglia, in modo tale da fermare i traffici mercantili, no, che andavano avanti e indietro, anche e soprattutto da e per Venezia, evidentemente per poterli tassare. Non solo, decise anche di far erigere un castello a Chioggia per poter difendere militarmente la produzione del sale che veniva fatta in loco, la quale avrebbe fatto concorrenza a Venezia, che da secoli aveva il monopolio sul commercio del sale. Insomma, voi capite che attraverso Lucca pestò i piedi a Firenze, a Ostiglia e a Chioggia pestò i piedi a Venezia. Cosa potevano fare Venezia e Firenze? Beh, vista la convergenza di interessi e soprattutto la convergenza della minaccia che gravava su entrambe, si alleano. Nel 1336 si crea questa Lega Veneto-Fiorentina, Venezia e Firenze contro i signori di Verona, gli scaligeri. Lo scopo di questa lega era chiarissimo. Le fonti dicono così: ad destructionem et consumationem et mortem, nel caso non fosse stato chiaro, dominorum della Scala, cioè per la distruzione, il logoramento e la morte dei domini dei signori della Scala. E il patto consisteva in questo: far convergere le forze militari e dar battaglia agli scaligeri sostanzialmente. Tenete conto che i veneziani, da abili mercanti e diplomatici, riuscirono ad ottenere le condizioni migliori all'interno della Lega Veneto-Fiorentina, perché riuscirono ad ottenere che i 2/3 delle spese di guerra fossero accollate a Firenze. E questo era importante perché con i soldi che risparmiava Venezia poteva permettersi di tenere circa 40.000 uomini armati in città a Venezia, in caso di necessità, e di poter assoldare altre milizie e altri capitani mercenari all'estero, da schierare in Veneto contro gli scaligeri. Ma non solo, ancora più importante, la capacità di spesa di Venezia era tale per cui molte città venete caddero non a seguito di scontri militari, ma semplicemente perché vennero corrotte le guardie
all'ingresso delle porte. Capitava spesso che una città assediata crollasse perché qualcuno corrompeva la guardia, ne bastava una, 2 o 3 di notte, che aprissero le porte o concedessero agli assedianti di scalare le mura per prendere possesso della città. Per cui insomma Venezia in questa guerra fa pesare tutta la propria potenza economica e riesce ad ottenere la resa di moltissime città da poco conquistate da Can Grande, no? Pochi anni prima. Ecco, da ricordare un episodio particolare, quello di Padova. Can Grande nel 1328 aveva conquistato Padova e aveva, diciamo, posto barra confermato come signore di Padova Marsilio da Carrara. E proprio Marsilio da Carrara venne investito da Mastino II di una missione importante. Doveva contrattare con il Doge, che in quel momento lì era Francesco Dandolo, la propria resa. Non consegnare la città di Padova a Venezia, trattare la resa, la pace, diciamo, tra gli Scaligeri e Venezia, conservando però gran parte dei domini scaligeri a Verona. E invece cosa accade? Che Marsilio da Carrara si presentò sì all'appuntamento con il Doge, era un pranzo ufficiale, contrattò sì con il Doge, ma contrattò pro domo sua, per se stesso. Per cui l'aneddoto è questo: ad un certo punto durante il pranzo al Doge cadde una posata, forse volontariamente, forse no, si china per raccoglierla, Marsilio ne approfitta, si china anche lui sotto la tavola e scambiano fugacemente poche parole. E Marsilio dice al Doge: che cosa otterrò se vi consegnassi Padova? E il Doge risponde: la signoria su Padova. E quindi in sostanza in quell'occasione c'è un bel tradimento diplomatico. Marsilio, invece di trattare la pace per Padova e Verona con il Doge, come dire, accetta di concedere la città patavina a Venezia sganciandosi da Verona. Ecco. Nel 1339 la guerra finisce, dura quindi 3 anni, e il risultato per gli Scaligeri è a dir poco disastroso. Vedete, il risultato fu questo. In giallo vedete le città rimaste sotto il dominio dei Della Scala, e cioè solo Verona e Vicenza, e poi qualche anno più tardi gli Scaligeri otterranno anche il dominio sul lago di Garda, concesso dall'imperatore. Mentre in tutto il Padovano, e quindi Padova e tutte le varie roccaforti circostanti, il Doge, come promesso, conferma i da Carrara e quindi il nostro Marsilio. Mentre Venezia ottiene, ed era la prima volta che Venezia metteva piede sulla terraferma, e quindi è un evento importante, la città di Treviso. Correva l'anno 1339. Treviso come primo posto d'avanguardia dei veneziani nell'entroterra, che poi fungerà da base, per così dire, per l'espansione successiva. Ecco, Feltre e Belluno invece seguono per qualche decennio un'altra strada, perché verranno annessi al Ducato di Carinzia. Su quelle poi ci torneremo. Comunque per gli Scaligeri fu un disastro, e il sogno accarezzato e anche centrato da Can Grande di unificare politicamente il Veneto si frantuma con questa politica davvero improvvida e temeraria di Mastino II. Gli anni successivi furono estremamente caotici. La situazione politicamente e geopoliticamente era estremamente fluida, e ci furono guerre, guerricciole, tradimenti, controtradimenti, c'è veramente da perdere la testa a seguirli tutti, e annoierei entrando nel dettaglio. La stessa Venezia a un certo punto rischia di scomparire nella famosa guerra di Chioggia tra il 1378 e il 1381. Poi riesce a salvarsi anche grazie all'incredibile abnegazione della sua classe dirigente, quindi proprio i patrizi che si armano, che ci mettono del proprio, che ci mettono i propri soldi e che muoiono e che riescono a salvare la città. Comunque, al di là di questi avvenimenti, controavvenimenti, nel 1390, ecco, riprendiamo da lì, la situazione sembra un pochino ottenere una certa stabilità.
cosa succede? Qual è lo scenario fotografato nel 1390? È quello che vedete sulla cartina. Venezia torna in possesso, perché nel frattempo l'aveva perso, torna in possesso di Treviso e del Trevigiano, vedete Conegliano, Ceneda, e i da Carrara tornano in possesso, perché l'avevano perso, di Padova e dei dintorni. I da Carrara erano stati spodestati dai Visconti di Milano e tornano a Padova proprio grazie all'intervento di Venezia, che per la seconda volta li ricolloca sul trono di Padova, insomma, in sostanza. E quindi parliamo di Francesco II Novello da Carrara, che nel 1390 fugge di prigione dove era stato rinchiuso dai Visconti, può tornare nella città patavina. E poi però vedete che molte città venete, e anche di una certa importanza, Verona, Vicenza e poi Feltre e Belluno, cadono sotto il dominio dei Visconti. Ecco, nel 1390 questa era la situazione. Visconti di Milano, che in quel momento, grazie a Gian Galeazzo, erano forse la famiglia e la dinastia più importante del nord Italia, perché Gian Galeazzo si stava espandendo in Veneto, si stava espandendo in Lombardia, un po' in Toscana, un po' in Emilia-Romagna. Il nord Italia ormai sembrava essere sull'orlo di cadere sotto il controllo politico dei Visconti e in particolare di Gian Galeazzo. Ma cosa succede? Che improvvisamente nel 1402 Gian Galeazzo Visconti muore e morendo lascia dietro di sé un vuoto di potere. E chi è che ne approfitta? Ne approfittano i da Carrara, e cioè Francesco II Novello, il quale, contro il volere di Venezia, dichiara guerra ai Visconti per appropriarsi di tutte quelle città venete, le vedete lì in rosso, di dominio visconteo, che invece facevano gola anche ai da Carrara. Non solo Francesco II Novello spezza l'equilibrio contro la volontà di Venezia per accaparrarsi i territori dei Visconti, ma pensa di farlo anche alleandosi con Ferrara, ovvero con Niccolò III d'Este. E questo fu un errore disastroso, perché nel ginepraio politico di quel momento, fatalità, Ferrara si trovava in guerra proprio contro chi? Indovinate un po', contro Venezia. E quindi mettiamoci nei panni dei veneziani. L'equilibrio precario che si era stabilito dal 1390 in poi viene meno perché muore Gian Galeazzo. Francesco II Novello, che era stato posto sul trono di Padova proprio dai veneziani, rompe quell'equilibrio per fagocitare i territori dei Visconti e dar vita a un grande stato territoriale nell'entroterra, cosa che spaventava i veneziani. Lo stesso Francesco II Novello si allea con Ferrara, che era in guerra con Venezia. Insomma, capite che c'erano tutti gli elementi necessari e sufficienti per una bella guerra. E infatti Venezia cosa fa? Dopo aver cercato di risolvere, a dire il vero, diplomaticamente la cosa, ottiene una risposta molto sprezzante da parte del Novello e quindi la guerra diventa inevitabile. Gli scontri, quindi la guerra tra Venezia e Padova, alleata di Ferrara. Gli scontri volgono evidentemente a favore della prima, cioè di Venezia, perché era dotata di risorse finanziarie estremamente maggiori e quindi poteva arruolare molti più uomini, molti più mercenari, poteva contare sui migliori capitani, ricordo soprattutto la figura di Jacopo dal Verme, e quindi nel giro di pochissimo tempo Venezia riuscì a prendere e a unificare tutto il Veneto nel giro di meno di 2 anni, 19 mesi circa. Pensate che spesso e volentieri, ecco, vediamo qui la nuova mappa, vedete che le città diventano tutte azzurre, no? Tra il 1404 e il 1405 tutte le città venete vengono inglobate nell'orbita politica di Venezia. Non ci furono molti combattimenti, nel senso che spesso e volentieri, per non dire quasi sempre, in questo momento le città venete si dedicarono spontaneamente a Venezia, cioè fecero una dedizione spontanea.
e cioè, certo, spontanea fino a un certo punto, perché c'era la pressione e la minaccia degli eserciti veneziani, ma è anche vero che tutte le città venete ormai mordevano il freno per poter fruire finalmente di una situazione di pace e di stabilità che garantisse prosperità economica e sicurezza sociale. Ecco, Venezia in quel momento era l'unica che sembrava offrire questa possibilità, perché aveva un esercito, una capacità economica e una saggezza politica riconosciuta da tutti. E quindi moltissime città, tutte a dire il vero, tranne Padova, si dedicarono spontaneamente a Venezia. Per esempio il caso di Verona. Nel 1405 Verona era occupata da dei soldati carraresi di Padova. E alla propinquarsi della cavalleria veneziana i veronesi insorgono, cacciano i padovani e la città si cede spontaneamente a Venezia senza colpo ferire. E quindi 40 dignitari veronesi si recano in piazza San Marco, tutti vestiti di bianco, come simbolo di purezza, di sincerità, di trasparenza. Vengono ricevuti dal doge Michele Steno, il quale accetta la dedica di Verona e quindi la consegna delle 3 chiavi simboliche della città e a sua volta cede ai veronesi il gonfalone con il simbolo di San Marco, il leone alato. I veronesi tornano in città e il gonfalone viene issato nelle piazze centrali, in piazza Erbe, e nel grande è acclamato dal popolo. Ecco, per dire che le dedizioni generalmente seguivano questo iter. Ecco, ripeto, non bisogna essere troppo ingenui nel pensare che fosse tutto così spontaneo, ma nemmeno troppo cinici nel pensare che non ci fossero anche motivi di sincera spontaneità nel dedicarsi a Venezia, intesa come quella potenza che finalmente poteva dare pace, stabilità, prosperità politica ad un'intera regione. L'unico caso in cui invece una città cadde sotto la forza delle armi fu il caso di Padova. E naturalmente i carraresi cercarono di resistere fino all'ultimo, anche perché potevano immaginare che se Venezia avesse catturato Francesco II e la sua famiglia, insomma, probabilmente non se la sarebbe passata bene. E in effetti Padova cade, l'ultima città del Veneto a cadere, e Francesco II Novello e i suoi figli vengono gettati nelle carceri di Palazzo Ducale e lì, l'episodio è famoso, vengono fatti strozzare per ordine delle autorità veneziane, vengono fatti uccidere attraverso appunto lo strozzamento. Perché? Perché ormai i carraresi avevano tradito la fiducia di Venezia fin troppe volte. Per ben 2 volte erano stati riposti a capo della città patavina e per ben 2 volte avevano tradito la fiducia dei dogi e quindi, come dissero in quel momento a Venezia, homo morto vera finia, cioè uomo morto guerra finita. Non ci si poteva più fidare dei carraresi e dei loro intrighi, uomo morto, problema drasticamente risolto alla radice. E così tra il 1404 e il 1405, in circa 19 mesi, Venezia fa il suo grande ingresso nel Veneto, l'aveva già fatto attraverso Treviso, a dire il vero, ma riesce a unificare politicamente tutta la regione. Ecco, in alto nella slide vedete un pezzo di cornicione che si trova nella sala del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale di Venezia. Ecco, là in alto a sinistra, in quel riquadro, vedete, eccoli qui 2 dogi. Quello di destra è quello che ci interessa, perché è il doge Michele Steno, che è il doge al quale tutte le città venete, fatta eccezione per Padova, si sono dedicate. Infatti vedete che ogni doge in questa sala del Maggior Consiglio, ogni doge tiene in mano un cartiglio. Sul cartiglio sono indicate poche frasi che indicano l'avvenimento o gli avvenimenti più importanti per i quali quel doge è degno di essere ricordato. Okay? Ecco, tra le tante cose, perché è degno di essere ricordato Michele Steno? Ecco, leggiamo il cartiglio nella traduzione in italiano. Vedete cosa dice? Sotto di me vieni catturata numerosa flotta di Genova. Questo è un episodio tenuto sul mare che non ci interessa. E mi riconoscesti come signore chi? Tu, bella Verona. Interessante l'epiteto, bella Verona.
voi luoghi montuosi, quindi Belluno, il Cadore e dintorni, e anche tu Padova, e tu stirpe vicentina. Cioè voi veneti mi riconosceste come Signore, quasi sempre, ripeto, spontaneamente attraverso la dedizione. Ma questo non è l'unico riferimento alle acquisizioni nell'entroterra, ce ne sono diversi altri. Sempre all'interno della sala del Maggior Consiglio, che è questa che stiamo vedendo, vedete, possiamo osservare il soffitto, ecco qui tralasciamo il valore artistico inestimabile, andiamo a vedere il valore simbolico e politico. Nel soffitto, vedete, ci sono una serie di tele che rappresentano ai lati le battaglie e al centro ce ne sono tre, vedete, due ovali e un rettangolo, che rappresentano i risultati delle battaglie. E anche questi sono straordinariamente interessanti da leggere, perché, vedete, ne leggiamo uno alla volta abbastanza velocemente. Questo è un'opera di Jacopo Palma il Giovane, vedete, città e provincia assoggettate con la forza militare. Di cosa stiamo parlando? Del risultato di alcune battaglie, per cui alcune città, per esempio Padova, si assoggettarono solo attraverso la forza militare. Infatti vedete cosa viene rappresentato, ci sono qui nella parte inferiore dell'opera ci sono una serie di personaggi, di uomini che sono, vedete, in situazione di prigionia. Vedete, questo qui ha le catene ai polsi, questo qui hanno le catene alle caviglie, qui c'è un bacile con delle panoplie rovesciate, a dire che cosa? Che la sconfitta militare di questi personaggi, ma anche qui vedete abbiamo un personaggio con le mani legate dietro la schiena, questo qui addirittura viene tenuto con una corda, non so se riuscite a vedere, eccolo qui, e tutti quanti si assoggettano in virtù della forza militare a Venezia. Eccola qui, assisa in trono, vedete? Questa è Venezia con lo scettro, la corona e con il leone di San Marco che dall'alto veglia su di lei. Ma molte altre città vennero assoggettate, ripeto, per spontanea dedizione. E quindi, eccolo qui, Jacopo Tintoretto, vedete, città e province si assoggettano volontariamente. E anche qui cosa vediamo? Alla base dell'opera vediamo un altro bacile, questa volta però in piedi e ricolmo non di panoplie o di armature, ma di chiavi e di documenti. Chiavi e documenti che sono in procinto di essere consegnati spontaneamente al Doge di Venezia. E quindi vedete non solo le chiavi e i documenti, ma vedete anche le insegne, vedete le bandiere ammainate. Salendo la scala vedete dei forzieri, e qui vedete dei sigilli e dei documenti, dei libri chiusi, e mano a mano, uno alla volta, i dignitari delle città salgono la scala, no, questa se l'ha inventata proprio Tintoretto, fino ad arrivare, eccoci qui, in cima presso il Doge. Questo è il Doge che sta, forse non si vede, ma fidatevi, insomma, questo è il Doge che sta ricevendo delle chiavi, qui ci sono due chiavi, da dei dignitari che si stanno volontariamente sottoponendo al Doge. E anche qui in alto vedete che c'è Venezia e il leone che si china verso il Doge, no? A dire che come dire, la superiorità politica di Venezia era qualcosa che venne riconosciuta da moltissime città, non solo nel Veneto, anche nell'Adriatico, nel Mediterraneo. A volte all'appropinquarsi dei turchi, diverse città chiedevano spontaneamente di assoggettarsi a Venezia per ottenerne protezione. E poi abbiamo l'ultima opera, abbiamo detto che sono tre, no? Stiamo parlando sempre dei risultati delle battaglie, del veronese, la Pax Veneta. Anche questa è un'opera bellissima, vedete Venezia, eccola qui, sempre impersonificata da una donna assisa in trono. Notate che i fianchi del trono, no, assumono la forma di due torrioni medievali e ai piedi di Venezia ci sono una serie di virtù impersonificate da altrettante figure femminili. E quindi qui abbiamo una donna che tiene in mano un cappello frigio, e quindi la virtù della libertà. Qui abbiamo una donna con una cornucopia, l'abbondanza, una donna con il bastone di Asclepio, la salute. Questa è la virtù dell'onore. Ecco, le virtù che rendono, come dire, omaggio a Venezia, o se volete, Venezia, governo virtuoso, saggio, prudente, lungimirante, che assicura pace e prosperità per tutti. Tanto è vero che sotto Venezia chi abbiamo? Vedete c'è una balaustra e qui al centro della scena abbiamo delle donne e dei bambini, che all'epoca evidentemente rappresentavano la fascia più debole della società.
Ecco, Venezia capace di imporre e assicurare pace per tutti, anche per i più deboli, per le donne e per i bambini. A fianco ci sono invece, vedete, gli uomini. Ecco, degno di nota qui sulla destra un turco che dialoga con un greco. Notoriamente tra greci e turchi non corre buon sangue, non ne correva neanche al tempo, e invece sotto i domini di Venezia anche turchi e greci possono ottenere, come dire, un terreno fertile su cui dialogare e su cui convergere. Naturalmente alla base abbiamo soldati con armature, alabarde e spade. La pace sì, viene assicurata attraverso la prudenza, la saggezza, la lungimiranza, ma è sempre anche necessario un prudente e un accurato uso della forza, se necessario. Ed eccolo qui lo stato da terra. Vedete tutte queste zone che vedete in giallo chiaro nel nord Italia, queste qui che vi sto mostrando con il mouse, vedete la freccetta, e quindi una parte della Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, tutti questi territori vennero chiamati stato da terra, cioè costituirono l'entroterra veneto. Erano chiamate inizialmente o terre o poi da un certo punto in poi con la riforma del Gritti nel 1500 rettorie, ma il discorso non cambia, complessivamente lo stato da terra, un'estensione che andava dall'Adriatico fino alla Lombardia, fino a dire il vero, vedete fino qui a Lodi e al fiume Adda, più o meno, che segnava l'estremo confine occidentale dello stato da terra. Ecco, e tutta questa estensione era suddivisa a sua volta in due grandi domini, ve li segno qui, vedete, le terre cosiddette ultra mincium, e quindi diciamo la Lombardia, che il Mincio è un emissario del lago di Garda che scorre qui e poi va a sfociare nel Po e segna il confine tra il Veneto e la Lombardia. E quindi territori che stavano al di là del Mincio, la Lombardia, e invece territori citra mincium, cioè che stanno al di qua del Mincio, e quindi il Veneto propriamente detto. Ecco, comunque ad ogni modo, tutti questi, dopo va bene, vedete che c'erano anche alcuni territori nella Romagna, ma verranno conservati molto pochi. Tutti gli altri territori che invece vedete in giallo, l'Istria, la Dalmazia, fanno parte del cosiddetto Stato da Mar, che è tutto un altro capitolo. Ecco, i confini dello Stato da terra, questi qui che vedete nel nord Italia, poi si consolidano con la pace di Lodi nel 1454 e rimangono invariati praticamente per 3 secoli e mezzo, fino a quando su Venezia non si abbatterà il ciclone napoleonico che poi porterà anche al collasso della Serenissima Repubblica di Venezia, come è ben noto. Ecco, tutte queste terre, attenzione, erano sì, cioè lo stato da terra, no? Tutte le città via via assoggettate, erano sì subordinate a Venezia, quello è ovvio, tanto è vero che si parlava di domini e Venezia era la dominante, per cui c'era un rapporto gerarchico inequivocabile e indiscutibile. Però non erano colonie vere e proprie, come potevano essere Creta e Negroponte, per dire colonie di Venezia nel Mediterraneo. Erano domini di Venezia, quindi sottoposti a Venezia, ma che godevano di ampia autonomia politica. È stato scritto, per esempio, che Venezia probabilmente fu il primo Stato federale al mondo. Tanta fu l'autonomia concessa alle singole province, per cui, per esempio, vennero quasi sempre rispettati i vecchi confini tra i comuni e tra le città. Una scelta tanto lungimirante da rimanere pressoché inalterata anche sotto il dominio austriaco e anche sotto il dominio italiano. Per cui quelle circoscrizioni che Venezia seppe riconoscere con grande saggezza, poi sono quelle che sono rimaste anche nel corso del tempo. E quasi sempre vennero riconosciuti e conservati gli statuti locali. Gli statuti sono le leggi di ogni singola città, per così dire la Costituzione, il corpus giuridico, diceva tutt'uno al tempo. E fatta eccezione per quelle clausole naturalmente che entravano in collisione con la legge veneziana,
ma tutte le altre, la stragrandissima maggioranza, vennero conservate, per cui ogni città mantenne il proprio corpus giuridico, il proprio corpus meglio legislativo. D'altronde non poteva essere altrimenti, perché fino a quel momento il Veneto non era mai stato unito. Sì, ci aveva provato Ezzelino, ma era durato poco. Sì, ci avevano provato gli Scaligeri, ma era durato poco. E quindi ogni città aveva delle proprie leggi, aveva un proprio governo, aveva un proprio modo di amministrare la giustizia, aveva un proprio modo di amministrare l'economia, un proprio modo di tassazione, aveva propri usi, costumi. Ecco, tutto questo grandissimo apparato, come dire, campanilistico, perché ogni città aveva una propria identità particolare, venne sostanzialmente conservato. Le città avevano ampia autonomia, per esempio, nella gestione della giustizia, soprattutto civile più che penale. Le città avevano amplissima autonomia nell'amministrazione, potevano anche gestire la propria economia con un buon margine di discrezionalità, fatto salvo naturalmente gli importi che erano dovuti per Venezia. Le attività produttive delle singole città vennero protette e potenziate in genere dal governo veneziano. D'altronde era vantaggio anche di Venezia che le sue città sottoposte fossero produttive, no? Perché poi in qualche modo il margine di benessere prodotto avrebbe avuto delle conseguenze positive anche sulla stessa città lagunare. Ma poi vennero valorizzate anche tutti quegli aspetti culturali più prettamente legati alle realtà locali. Pensiamo per esempio all'Università di Padova, una delle prime università nate in Italia. Ecco, Venezia non la sopprime, anzi la valorizza. Nei primi anni, dopo la conquista di Padova, Venezia spenderà migliaia e migliaia di ducati, e quindi monete d'oro, per far sviluppare l'Università di Padova. Non fece divieto di costruire altre università per il Veneto, perché solo l'Università di Padova doveva concentrare, come dire, tutto il prestigio possibile, essere l'occhiello della Repubblica e quindi cercare di attrarre gli insegnanti migliori. Galilei, per esempio, insegnare a Padova, che avrebbero attratto a loro volta molti più studenti. Il famoso Copernico, no? Studiò a Padova. Girolamo Fracastoro fu un insegnante all'Università di Padova. La prima donna, Elena Piscopia, si laureò a Padova nel XVII secolo. Insomma, quell'università che Padova già aveva e che era un vanto cittadino, venne conservata e potenziata dai veneziani. Tanto che gli stessi patrizi veneziani, per studiare, soprattutto legge, poi anche medicina, andavano a Padova. Non venne eretta un'altra università a Venezia. L'università era quella di Padova, ma pensiamo per dire ai Cimbri. Cimbri erano quella popolazione di origine germanica, no, che nel XIII secolo ottennero di stanziarsi o nel Vicentino, nell'altopiano d'Asiago, o in Lessinia nel Veronese. Ecco, i Cimbri parlavano una lingua che era un dialetto tedesco, una lingua germanofona. Ecco, non ci fu nessuna imposizione nel cambiare lingua, la lingua venne mantenuta tale quale. E anzi, poi negli anni a seguire, Venezia favorì l'immigrazione di molti bavaresi esperti nelle arti minerarie, che potevano stanziarsi insieme agli altri cimbri e favorire l'economia locale. Ecco, questo per dire che cosa? Che nell'estrema saggezza del governo veneziano non ci fu nessuna volontà accentratrice od omologante, come invece sarà esattamente all'opposto il governo napoleonico, no? L'idea era quella di concedere massima autonomia alle realtà sottoposte, fatta salva naturalmente la subordinazione politica, economica e anche militare nei confronti della dominante nei tempi e nei modi richiesti. Ecco. Come faceva Venezia a controllare di fatto le città sottoposte? Diciamo attraverso i rettori, soprattutto attraverso la figura dei rettori. E in ogni città venivano mandati 2 patrizi veneti, e potevano essere solo 2 patrizi veneti, non nominati presso la nobiltà locale. 2 patrizi veneti, meglio veneziani, nominati dal Maggior Consiglio, e si recavano nelle diverse città
per governare, insieme a tutta un'altra serie di personaggi naturalmente, però loro erano le figure principali. Ecco, questi due personaggi erano chiamati i rettori, e quindi parliamo di un podestà che assumeva potere governativo e giudiziario, e parliamo di un capitano o capitanio, che dir si voglia, che assumeva potere militare e potere economico, i due rettori. Ecco, qui a Belluno vedete per esempio il Palazzo dei Rettori, appunto il palazzo in cui si insediavano i due rettori veneti quando giungevano in città. E quindi vedete la facciata completamente costellata, come era d'uso al tempo, dei simboli dei vari rettori, perché ogni rettore apparteneva ad una certa famiglia patrizia, ogni famiglia aveva un proprio blasone che amava mettere in bella mostra, sia sulla facciata, sia, come vedete lì nella slide, sui capitelli delle colonne. Questo è un particolare, vedete, questo qui è il blasone della famiglia Tiepolo, e infatti, vedete qui sopra c'è scritto Matteo o Maffeo Tiepolo, pret et pref, cioè pretore e prefetto. Il pretore era il podestà e il prefetto era il capitano, sono sinonimi. E quindi Matteo Tiepolo che assumava in sé entrambe queste cariche. A volte poteva essere nelle città più piccole, c'era un solo patrizio che fungeva sia da podestà che da capitano. Ecco, in ogni caso però attenzione che i rettori veneti mandati nelle città sottoposte non avevano un potere assoluto nelle proprie mani. A Venezia non esisteva potere assoluto né a Venezia né nelle città sottoposte, perché il potere dei rettori era limitato, diciamo così, sia dal basso che dall'alto, diciamo così. Cioè, i rettori veneti, sì, avevano potere giudiziario, governativo, economico e militare, ma potevano governare solo entro i limiti o rispettando le prerogative previsti dagli statuti cittadini. Ripeto, ogni città poté mantenere i propri statuti, quegli statuti dovevano essere rispettati dai rettori, per cui governavano sì, però non potevano fare il bello e il brutto tempo, avevano dei vincoli. Era come una sorta di costituzione, se vogliamo dirla così, no? Cosa serve una costituzione tra le varie cose? A limitare e a regolamentare l'esercizio di colui che detiene il potere. Ecco, gli statuti locali regolamentavano e disciplinavano non solo la vita cittadina, ma anche i margini di attività politica previsti per i rettori veneziani. Non solo, i rettori veneziani erano controllati anche dall'alto, perché poteva capitare che nelle diverse città sottoposte venissero previste delle visite periodiche di magistrati itineranti, chiamati sindaci inquisitori, inviati proprio da Venezia nelle varie città per controllare che non ci fossero abusi, che la giustizia e l'amministrazione fossero esercitate con tutti i santi crismi. Sindaci inquisitori che a loro volta non erano neanche così facilmente corrompibili dai rettori, perché a loro volta erano controllati dal Senato e dal Maggior Consiglio. È tutto un sistema di controlli reciproci che generalmente riusciva ad assicurare un buon equilibrio. Tanto è vero che per 3 secoli e mezzo lo stato da terra veneziano rimase tale e quale e non ci furono episodi di ribellione, anzi generalmente il popolo era marciano, cioè appoggiava le istituzioni venete. Qui siamo a Padova invece, ecco, piazza del Capitano, questo è il Palazzo del Capitanio, qui siamo in Piazza dei Signori e qui sullo sfondo vedete proprio il Palazzo del Capitanio, che è il palazzo nel quale risiedeva uno dei due rettori, ovviamente il capitano. Il podestà invece a Padova risiedeva poco più in là, sempre nel centro ovviamente, ma risiedeva nel Palazzo del Podestà, che è questo che vedete sullo sfondo, no? Questo qui, che si trova molto vicino, diciamo presso il Palazzo della Ragione. Ecco, qui sul Palazzo del Podestà vedete ancora una volta quello che vi dicevo prima, tutti questi stemmi, no? Che vedete sono gli stemmi dei vari podestà che amavano esibire il blasone gentilizio, cioè il simbolo della propria famiglia. E vedete per esempio questo, okay? Qui abbiamo il leone di San Marco classico, sotto abbiamo lo stemma di Marcantonio Grimani, che era stato uno dei podestà di Padova
attorno al 1553. Ecco, interessante questo Marcantonio Grimani, perché mentre era podestà di Padova, morì il doge e lui fu uno dei candidati per sostituirlo, poi perse come dire, la possibilità, la tornata elettorale, e rimase podestà di Padova, e poi però farà carriera, tornato a Venezia, in tutte le varie magistrature a cui poteva accedere un patrizio. Per cui diventerà savio del consiglio, diventerà consigliere ducale, diventerà procuratore di San Marco, eccetera. Tutte cariche che davano moltissimo prestigio e visibilità. Ecco, questo per dire che cosa? Che per i patrizi veneziani essere eletti rettori delle città venete o dello Stato da terra poteva essere una cosa buona, molto buona, perché significava, tra le altre cose, ottenere onore, visibilità politica e quindi maggiore influenza e quindi avere maggior possibilità di fare carriera politica una volta tornati nella dominante a Venezia. Non furono pochi i dogi che prima di essere eletti dogi furono podestà di alcune città venete. Per esempio, Marin Faliero, che poi va bene sarà il doge che verrà decapitato perché tradirà Venezia, ma insomma non gliel'ha mica ordinato il medico. Marin Faliero, che diventerà doge di Venezia, siamo alla metà del 1300, prima di essere doge di Venezia era stato podestà di Treviso, per dire. Oppure Sebastiano Venier, l'eroe della battaglia di Lepanto, era stato podestà di Verona pochi anni prima. Oppure verso la fine del 1600 Alvise II Mocenigo, podestà, era stato prima podestà di Padova. Ecco, per cui essere podestà poteva essere un ottimo trampolino di lancio politicamente parlando. Ecco, non sempre era così, però, non sempre l'elezione a podestà era ben accetta. Diciamo che la nomina più che l'elezione a podestà dipendeva dal Gran Consiglio, l'organo politico fondamentale di Venezia. Perché non sempre i patrizi erano contenti di diventare rettori delle città venete? Perché ricordiamoci che i patrizi veneziani erano dei mercanti, esercitavano la mercatura, avevano degli affari da mandare avanti o che erano appena stati avviati a Venezia o nel Mediterraneo o chissà dove. Per cui poteva capitare che la nomina a podestà capitasse proprio nel momento sbagliato, in cui era in corso un affare importante che richiedeva la presenza fisica del patrizio a Venezia piuttosto che a Creta, piuttosto che a Cipro, piuttosto che nell'Eubea. E cosa succedeva? Che se il Gran Consiglio nominava un patrizio come podestà o come capitano, il patrizio, affari o non affari, business o non business, non poteva rifiutare. Doveva necessariamente accettare la carica e non poteva neanche governare per delega, rimanere a Venezia e mandare qualcun altro a governare al suo posto. No, no, doveva prendere armi e bagagli e trasferirsi fisicamente nella città di destinazione. Poi è vero che lì la permanenza non era duratura perché i rettori restavano in carica dai 16 ai 20 mesi, però in certi casi era sufficiente per poter fare sfumare o tramontare un affare magari redditizio. Magari qualcuno potrà dire, beh, però va bene, insomma, diventando rettori chissà quanto guadagnavano i patrizi. Anche qui nemmeno più di tanto, perché un podestà poteva giungere a guadagnare al massimo, se gli andava bene, 500 ducati all'anno, ma poteva andargli anche molto peggio, poteva anche essere 100, 200. E non era una grande somma, perché specialmente nelle ambascerie più importanti, nelle città più importanti, c'erano tutta una serie di spese legate ai trasporti, legate poi soprattutto alle spese di rappresentanza, che non riuscivano ad essere coperte con lo stipendio annuale del podestà o del capitano, per cui capitava spesso e volentieri che i rettori dovessero metterci soldi di tasca propria. E voi potreste dire, beh, ma magari potevano tentare di risparmiare a destra o a sinistra a questo punto, se non potevano arricchirsi, almeno che non ci perdessero dei soldi. Anche questo era difficile, perché, pensate un po', la mentalità del tempo era questa, alcuni dignitari, per esempio il doge soprattutto, ma per esempio anche i podestà o i rettori in genere, dovevano avere un tenore di vita
al pari della propria carica, non potevano vivere da straccioni, non potevano risparmiare o racimolare soldi dando l'immagine di non essere all'altezza del proprio ruolo, per cui dovevano spendere per mostrare il loro status symbol. Si governava anche e si otteneva autorevolezza più che autorità agli occhi delle persone anche attraverso ciò che si riusciva ad esibire. Ecco, per cui bisognava spendere, entro un certo tot bisognava spendere per, ripeto, dare soddisfazione anche all'occhio. Ecco, anche l'occhio vuole la sua parte, politicamente parlando funzionava così. Sempre restando in tema di rettorie, qui siamo a Treviso, questa è una delle fontane più famose, più folcloristiche, più curiose della città di Treviso, la Fontana delle Tette. E voi dite, beh, ma cosa c'entra con i rettori veneti la Fontana delle Tette? C'è scritto là dietro, vedete là c'è una targa, se andrete a Treviso, siamo in centro storico, potete fare anche voi, come fanno tutti, una fotografia con la Fontana delle Tette. E vedete perché ci interessa questa fontana. Perché ad un certo punto, leggo qui da metà dove c'è la freccetta, Alvise da Ponte, pretore significa podestà di Treviso, quindi podestà veneziano mandato in città, in seguito a straordinaria siccità, la costruiva nel 1559 la fontana e da quel tempo fino alla caduta della Veneta Repubblica ogni anno per 3 giorni di seguito la suddetta fontana a festeggiare l'ingresso del nuovo podestà. Quella fontana gettava dall'una poppa pretto vin bianco e nero dall'altra, a sollazzo del popolo esultante. Cioè cosa succede? Che questo podestà Alvise da Ponte fece costruire questa fontana che serviva da sollazzo al popolo, cioè per i festeggiamenti dell'entrata in carica dei nuovi rettori veneti, per cui da un seno sgorgava vino bianco e dall'altro seno invece vino rosso, e possiamo immaginare, no, l'esultanza e l'ilarità del popolo. Ecco, perché ci interessa questo aneddoto, al di là del folklore, della simpatia della fontana? Perché questa fontana dice in realtà una cosa importante, e cioè il fatto che Venezia trovò sempre, come anticipavo prima, grandissima solidarietà presso il popolo, al di là della fontana naturalmente, cioè tutto il Veneto, compresi anche i contadini, cioè coloro che stavano distanti dalla città, che vivevano nelle campagne. È vero che da un lato Venezia, come dire, largheggiava verso le aristocrazie locali in favori, privilegi e favoritismi di ogni sorta, ma è anche vero che una delle funzioni principali dell'aristocrazia veneziana era proprio quella, e quindi dei rettori, di vigilare, di morigerare e di limitare l'aristocrazia e i soprusi delle aristocrazie locali sui popolani, che potevano avvenire con una certa frequenza. Cioè, detto al contrario, i popolani, cioè i non aristocratici, se fossero stati vessati dagli aristocratici locali, a chi si potevano rivolgere per ottenere giustizia? Proprio ai rettori veneti, i quali da questo punto di vista erano molto sensibili e cercavano di, come dire, mantenere il giusto ordine e i giusti limiti, le giuste distanze, ma anche il rispetto dovuto sia dei popolani nei confronti dei nobili, ma anche il contrario, dei nobili nei confronti dei popolani. D'altronde questa era una mentalità che i veneziani avevano ben assorbito, perché anche a Venezia funzionava nello stesso modo. Il Consiglio dei Dieci, quel potentissimo ministero dell'interno, ecco, diciamo così, no, che dal XIV secolo in poi esisteva a Venezia, tra le varie funzioni aveva anche quella di limitare e sorvegliare sui soprusi dell'aristocrazia veneziana i danni dei popolani veneziani. Per cui ecco, questo sistema di equilibri, di pesi, di contrappesi e di controlli reciproci fu un sistema straordinario che riuscì effettivamente, come dire, a garantire che a ciascuno fosse dato il proprio posto in una società ancora gerarchica, organica, e senza, insomma, nel limite del possibile, che nessuno si espandesse troppo a scapito di qualcun altro, creando tensioni e malumori che avrebbero potuto portare al collasso tutta la società.
Ed effettivamente, ripeto, per circa 3 secoli e mezzo, le situazioni sociali e politiche di Venezia erano sicuramente migliori rispetto a tanti, quindi con Venezia intendo Venezia e dello Stato da terra, sicuramente migliori rispetto alle condizioni di tanti altri stati circostanti, per esempio la Francia, ecco. Venezia in qualche modo tutelava il lavoro. Venezia offriva anche uno scudo per le carestie, grazie anche ai commerci, per carità, per cui il grano giungeva più facilmente a Venezia piuttosto che ad altre città. Però di fatto la stragrande maggioranza della popolazione era marciana, cioè filo San Marco, insomma, e questo lo dimostrerà anche in diverse occasioni, per esempio durante la guerra della Lega di Cambrai e per esempio con l'invasione di Napoleone. E molte volte gli invasori si dovettero fare i conti con il fatto che il popolo era filo marciano. E questo vuol dire tanto, no? Vuol dire che tutto sommato, anche se il governo marciano non era perfetto, tutto sommato, insomma, conti fatti, era un buon governo e valeva la pena restarvi fedele piuttosto che rischiarsi di giurare fedeltà a chissà quale altro invasore di turno. Qui siamo a Verona, questa è la Torre dei Lamberti. La Torre dei Lamberti è la torre più alta della città di Verona. È stata fatta innalzare a più riprese, a più livelli. Anche qui intervennero in 2 riprese diverse i rettori veneti che ordinarono l'innalzamento della torre e i rettori veneti lasciarono i loro blasoni, i loro stemmi gentilizi sulla torre al livello al quale le avevano fatte innalzare. Per cui vedete qui ad un primo livello abbiamo una serie di stemmi. Da sinistra questo qui abbiamo lo stemma dei Bragadin, questo è lo stemma di Verona, questo qua invece è lo stemma della famiglia Marcello. Ma ancora più in alto, vedete là, da sinistra abbiamo lo stemma della famiglia Bon, al centro sempre lo stemma di Verona e invece qui a destra lo stemma della famiglia Malipiero. Erano, ripeto, i rettori presenti a Verona, siamo nel 1400, verso la metà del 1400, che fecero innalzare la Torre dei Lamberti. Ma ancora, qui siamo in Piazza dei Signori, sempre a Verona, e possiamo notare sia il Palazzo del Podestà, che è questo qui che vedete sullo sfondo, chiamato anche Palazzo di Can Grande, sia il Palazzo del Capitano, che è questo qui sulla destra, chiamato anche Palazzo di Can Signorio, a seconda dell'epoca che prendiamo in considerazione, se medievale o se moderna. Ecco, se zoomiamo qui sul Palazzo del Capitano, quello lì sulla destra, eccolo qui, vedete da un'altra prospettiva, anche qui potete vedere sempre i soliti stemmi gentilizi dei rettori, in questo caso capitani, veneziani. Molti di questi furono fatti scalpellare dai francesi. Quando i francesi giacobini, no, le armate giacobine napoleoniche invasero il Veneto, fecero dei disastri da questo punto di vista, scalpellarono leoni, scalpellarono stemmi, razziarono beni artistici, spogliarono musei, distrussero opere d'arte di straordinario valore e ne rimangono le cicatrici. Su questo palazzo del Capitanio ne vediamo una serie, vediamo innanzitutto una targa però, eccola qui, vedete, Cansignorio della Scala, Podestà e Capitano del Popolo, costruì ed abitò questo palazzo, rimutato nel secolo XVI a stanza del Capitanio Veneto, per cui il capitano veneziano si stanziava qui. E infatti qua vediamo, no, una serie di stemmi gentilizi scalpellati però. Vedete che all'interno degli stemmi non c'è più tridimensionalità, sono stati proprio abrasi e anche le scritte sono state completamente cancellate. Non tutte però, stranamente, perché vedete se zoomiamo qui possiamo invece ancora vedere alcuni stemmi gentilizi veneziani. E se leggo bene, questo qui è lo stemma dei Michiel, questo è lo stemma dei Faliero e questo qui dovrebbe essere lo stemma degli Zorzi. Qui a destra abbiamo ancora degli stemmi sopravvissuti, anche qui se leggo bene questo è lo stemma dei Barbaro, questo senza ombra di dubbio è lo stemma dei Mocenigo
e questo è lo stemma della famiglia Valier, che poi diede anche un vescovo importante a Verona. Ecco, per cui qualcosa è rimasto, molto però è andato perduto. Ancora, sempre nella stessa piazza, estremamente ricca di spunti, abbiamo, vedete, vi dicevo prima, il Palazzo del Podestà, che è questo qui. Ecco, e anche qui vedete cosa abbiamo? Abbiamo sempre i soliti stemmi gentilizi a brasi, ma abbiamo anche, eccolo qui, il portone del San Micheli. È un portone che un podestà veneto in particolare commissionò al noto architetto veronese del XVI secolo. Vedete questo Giovanni Delfino. Giovanni Delfino pretore. Pretore significa podestà. È lui che, diciamo, nel 1500 ha commissionato questo portale a San Micheli di cui rimane traccia. Il leone non è originale, venne fatto scalpellare dai francesi, poi lì riposizionato molti anni dopo. Ancora, vedete sulla sinistra, eccola qui, questo palazzo qui sulla sinistra, è la cosiddetta Loggia del Consiglio. Anche questo ci interessa perché nasce nella seconda metà del 1400, siamo già in epoca veneziana. L'aristocrazia locale decise di riunirsi nel nobile consiglio e di far erigere una sede adatta alla propria funzione. In genere le aristocrazie venete accettavano per forza di cose la presenza dei rettori veneziani e si univano nei cosiddetti consigli nobili e cercavano di reperire i fondi per costruire dei palazzi che fossero all'altezza del proprio status sociale, in modo da mostrare anche ai rettori veneziani, insomma, in qualche modo la propria capacità economica e quindi il proprio potere politico. E quindi abbiamo la loggia del Consiglio, che ospitava i nobili veronesi locali, che sorge proprio a fianco ai palazzi del potere veneziano. E quindi al Palazzo del Podestà, che è questo, e al Palazzo del Capitano, che è questo qui sulla destra. No? E quindi proprio qui in questa piazza abbiamo il cuore pulsante del potere cittadino in epoca veneta, con i rettori che fungono da cerniera tra la dominante Venezia e Verona e con la nobiltà locale, loggia del Consiglio, che funge da cerniera tra la popolazione veronese e i rettori veneti, un po' per così dire a cascata. A Padova è successo la stessa cosa, vedete, qui torniamo in piazza dei Signori a Padova. Abbiamo la loggia del Consiglio qui sulla sinistra, che ospitava la nobiltà locale, e il palazzo del Capitano sullo sfondo. Anche lì i nobili vollero erigere un palazzo presso i palazzi del potere, palazzi che contavano. Ecco. Un altro riferimento interessante, vedete, tornando a Verona, nella loggia del Consiglio di Verona, e lì sotto il loggiato troviamo una targa in bronzo con una scritta in latino che dice così: Pro summa fide sumus amor, che significa che cosa? Per la grandissima fede e per la massima fedeltà un amore grandissimo, datato 1592. Questa è una targa che è stata spedita a Verona dalle istituzioni veneziane come segno di ringraziamento, di riconoscimento per la grande fedeltà sempre espressa da Verona nei confronti della dominante, e cioè di Venezia. E questo, ripeto, è una cosa che ha caratterizzato sì Verona, ma che ha caratterizzato un po' tutto il Veneto, quindi la stretta fedeltà delle città sottoposte a Venezia stessa. Ecco, certo non fu sempre tutto rosa e fiori, quello è chiarissimo, perché come vi dicevo le aristocrazie locali poterono sì conservare il proprio status privilegiato, che in genere manifestavano attraverso dei palazzi sontuosi o attraverso le famose ville venete. Status basato sulla ricchezza economica, basato su delle professioni prestigiose che poteva essere il mestiere delle armi o l'avvocatura. Però le aristocrazie locali dovettero di fatto sempre accontentarsi di svolgere un ruolo secondario e subalterno rispetto a Venezia e ai rettori veneti, da cerniera tra la cittadinanza e la dominante.
entro quei limiti di agibilità politica che veniva concessa all'aristocrazia locale dagli statuti locali. Ecco, gli statuti locali erano da questo punto di vista ambivalenti, cioè si può vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, limitavano l'azione politica dell'aristocrazia locale entro confini ben precisi, ma al tempo stesso la salvaguardavano, perché un limite, ricordiamoci, è un limite per tutti, è un limite ad infra per l'aristocrazia perché non si può uscire da quel limite lì, ma è anche un limite ad extra. I rettori veneti stessi erano obbligati a rispettare le clausole degli statuti e quindi rispettare quei margini di autonomia che l'aristocrazia locale giustamente rivendicava. Ecco. E certo è che a lungo andare, questo insomma a detta di molti, quello di escludere l'aristocrazia, le aristocrazie locali dal governo centrale, quello di Venezia, fu un errore. Le aristocrazie locali non poterono mai entrare nel maggior consiglio a Venezia, cioè le istituzioni di potere veneziane, residenti proprio a Venezia, furono sempre chiuse alle aristocrazie locali. Questo forse fu un errore perché in alcuni casi, per esempio durante l'invasione napoleonica, alcuni gruppi di aristocratici pensarono di solidarizzare con i giacobini invasori e di scrollarsi il giogo veneziano per poter ottenere maggior potere politico. Un'illusione che poi si mostrerà presto nella sua veridicità. Però rimane il fatto che probabilmente se Venezia fosse stata in grado di integrare maggiormente le aristocrazie locali negli organismi di potere veneziano, forse avrebbe potuto come dire, cementare, compattare ancora di più quello stato da terra che comunque era già estremamente solido, politicamente parlando. E così giungiamo veramente alla fine. Ecco, lo stato da terra, quindi l'unificazione del Veneto e di parte della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia. In alto vedete una opera di Vittore Carpaccio, Leone di San Marco, famosissima. È il leone, vedete, che esce dall'acqua, non è casuale, è voluto, è un simbolo che si ripete molto spesso a Venezia. Un leone che ha 2 zampe nell'acqua e 2 sulla terra, andante verso sinistra, per cui sta uscendo dall'acqua e sta prendendo possesso della terra, che è quello che è avvenuto con Venezia. Venezia era un'isola, una città-stato ubicata su un'isola, e dapprima comincia a costruirsi uno stato da mar e poi piano piano anche uno stato da terra. Ecco, tra il 1404 e il 1405 è l'epoca delle grandi dedizioni. Venezia riesce a ottenere tutto il Veneto. Negli anni subito a seguire venne presa sia una parte di Lombardia e sia il Friuli Venezia Giulia, e questo è lo status politico che rimarrà invariato per molti secoli, e per cui possiamo tornare alla nostra scala dei giganti. Vedete, abbiamo Nettuno, dio del mare, lo stato da mar, e abbiamo anche Marte, lo dio della guerra e quindi in questo caso simbolo della terra, di cui prende possesso Venezia a partire dal 1404-1405, come dicevamo. Vi ringrazio per l'attenzione, alla prossima.